Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nei luoghi di Sant'Antonio a Campo San Piero in provincia di Padova. Il comune si trova a 24 metri sul livello del mare e conta circa 12.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Campo San Piero. E siamo all'incontro con il sindaco Katia Maccarone. Allora, sindaco, ci presenti il comune di Campo San Piero. Campo San Piero è una città, così ha stabilito la Presidenza della Repubblica un po' di anni fa. Perché? Perché è una cittadina che è centro di un comprensorio, centro di servizi storicamente di riferimento per il territorio, servizi di ogni tipo, da quelli sanitari a quelli commerciali e tanti altri, sia pubblici che privati. Ma quello che ci caratterizza in modo particolare è la nostra storia, che parte in epoca medievale con una famiglia che è stata molto importante all'epoca, la famiglia dei Da Campo San Piero. Il palazzo municipale, ad esempio, che è uno splendido castello, è proprio chiamato Palazzo Tiso, perché Tiso da Campo San Piero, di questa importante famiglia, fu proprio colui che chiamò Sant'Antonio a riposare in questo territorio, e lui venne e trascorse qui l'ultimo mese della sua vita. Questo è un legame che è rimasto indelebile in questo territorio e nella cittadinanza, e ci lega in modo molto stretto anche alla città di Padova. Perché che cosa avvenne? Che quando Antonio sentì che stava arrivando un po' il momento finale della sua vita, volle essere accompagnato a Padova. E così fu, perché poi lui morì all'Arcella, e questo percorso, chiamato ancora oggi Ultimo Cammino di Sant'Antonio, è uno dei percorsi che il nostro territorio e la nostra Campo San Piero offre a chi abbia voglia di venire qui a trovarci. Cosa potete trovare? Queste tracce del passato medievale, il nostro palazzo municipale con una torre antica e un'altra torre, la torre dell'orologio, che è visitabile, e poi si può trovare la struttura generata più che da mura, da un reticolo di canali che crea proprio il centro medievale che caratterizzava fin da allora Campo San Piero. E poi tutta l'area dei santuari antoniani, che è un'area dove sembra di entrare in un altro mondo, diciamo, di tranquillità, di pace, dove c'è il santuario del Noce con splendidi affreschi, che è proprio sorto dove c'era il Noce da cui predicava Sant'Antonio. Ma l'offerta che proponiamo è anche quella del turismo lento, che oggi è molto apprezzata dalle persone. Noi abbiamo dei cammini che qui si intersecano proprio in modo felice, vorrei dire, all'altezza proprio dei santuari antoniani. Abbiamo il cammino di Sant'Antonio, che è stato recentemente ampliato fino al Friuli per arrivare a Padova, e poi fino addirittura, pensate, in Sicilia, perché ripercorre tutto il percorso di Sant'Antonio in Italia. Poi abbiamo la Romea Strata, altro importante cammino, e poi ci sono delle piste ciclabili. Una è la Treviso Stiglia, che passa dove c'era una vecchia ferrovia ed oggi è percorribile, e gli argini, che sono un'altra caratteristica. Il cammino di Sant'Antonio, ad esempio, passa proprio sull'argine del Muson dei Sassi ed è veramente visitato da tantissime persone. Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario, andiamo ad incontrare uno dei parroci di Campo San Piero. Ed incontriamo Don Claudio Bosa, coordinatore della collaborazione pastorale antoniana. Qui siamo all'interno della chiesa di San Pietro e Paolo. In realtà poi lei ha due parrocchie, perché c'è anche quella di Santa Maria Assunta di Rustica. Allora presentiamo queste due parrocchie. San Pietro e Paolo è certamente la parrocchia più grande del nostro comune, conta sulle 7.500 anime, mentre Rustica siamo sulle 2.000 anime.
C'è anche una terza parrocchia, in realtà San Marco, che è a pochi metri da questa ed è della diocesi di Padova, nonostante sia all'interno del nostro comune. La particolarità è questa, siamo a Campo San Piero ma abbiamo 2 diocesi sul territorio. Esatto. Due diocesi separate da un fiume, il Vandura. Anticamente qui era campagna, probabilmente più di 1000 anni fa, e le due diocesi avevano qui un territorio di confine e successivamente, per una serie di situazioni legate all'arrivo di Tiso da Campo San Piero, della sua famiglia, il castello, nasce il paese, e però le realtà religiose crescono separatamente. Parlando della collaborazione pastorale invece, quante sono le parrocchie? In questo caso le parrocchie sono 7, chiaramente tutte della diocesi di Treviso. C'è Loreggia e Loreggiola, che è un comune a parte, poi il comune di Massanzago, che ha, oltre che a Massanzago, anche Zeminiana e San Dono. Una chiesa recente, no? Sì, questa chiesa è stata costruita tra gli anni 30 e gli anni 40 del secolo scorso. Iniziata l'8 settembre la posa della prima pietra, tant'è che questa è diventata la festa della nostra parrocchia. E l'8 settembre del 1940 è stata inaugurata e poi progressivamente finita, e c'è sempre qualcosa da fare ovviamente. Quali sono le vostre attività? Beh, qui chiaramente le attività classiche del catechismo, della formazione, poi c'è l'azione cattolica, gli scout, c'è un bel oratorio che funziona bene, abbiamo una Caritas che gestisce, tra l'altro condivisa con l'altra parrocchia e l'altra diocesi, e anche con i frati, tutti i bisogni dal punto di vista dei poveri che ci sono qui nel nostro territorio. 2 patroni importanti, San Pietro e Paolo. Decisamente i più importanti dal punto di vista della fede, anche se devo subito dire che qui a Campo San Piero a giugno esiste solo Sant'Antonio. Poi dopo visiteremo anche l'itinerario antoniano. Qual è il messaggio che lei da parroco dà a questa unità pastorale? Ma certamente il camminare insieme, perché questo arricchisce tutti e mette insieme le ricchezze che ognuno ha, e lo stiamo sperimentando da alcuni anni. E adesso con i cammini sinodali che ci vengono chiesti dalla Chiesa italiana, dalla Chiesa universale, questo è anche un messaggio che ritorna e viene rilanciato. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di alcuni piatti tradizionali di Campo San Piero. E in questo luogo storico, con il maître Massimiliano Scanferlato, andiamo a presentare alcuni piatti del territorio e le altre tipicità, e devo dire che qui ne abbiamo tante di tipicità. Allora iniziamo con il nostro itinerario del gusto. Prima di tutto buongiorno e benvenuti al ristorante Corso 61, siamo a pochi passi dal luogo antoniano di Campo San Piero, in questo casolare del 600, da noi ristrutturato. Per l'appunto oggi abbiamo dei piatti che presentiamo come i salumi tipici del territorio, la soppressa, la pancetta, dei formaggi del territorio, grana padano. Poi tra gli antipasti dobbiamo assolutamente inserire il prosciutto. Un must della prosciutteria è il prosciutto crudo di Montagnana, un'eccellenza, ha un profumo, ha una dolcezza inconfondibile, nulla a che a vedere con gli altri prosciutti. Dopodiché, come antipasto, abbiamo preparato l'uovo croccante con il tartufo, è un uovo barzotto, quindi morbido all'interno e croccante nella parte esterna, con una crema, una fonduta di morlacco, un formaggio del territorio. Come primi piatti presentiamo gli bigoli al sugo d'anitra, un piatto della tradizione veneta, un flan di zucca con una fonduta di formaggio, la classica pasta e fagioli alla veneta, il risotto di radicchio di Treviso con delle scaglie di mandorle, e poi il cotechino, il musetto per la precisione, perché è un insaccato che viene preparato prevalentemente con la carne della testa del maiale. Io prima di passare ai dolci parlerei di questa della spalla meraviglia. di vitello. Meraviglia è una spalla di vitello che selezioniamo da un produttore locale qui della zona, che ha pochissimi capi, e prepariamo alla brace. Ci vogliono diverse ore per prepararla. Circa 6 ore, no? Circa 6 ore, sì, però il gusto è inconfondibile, alla fine è morbidissima ed è un piatto che è apprezzato da tutti i nostri ospiti. E come lo accompagnate poi?
Lo accompagniamo con le verdure del territorio, siamo stagione di funghi, abbiamo il radicchio di Treviso, abbiamo i cardi, i carciofi e poi per terminare in bellezza abbiamo anche dei dolci. Noi abbiamo preparato delle ciliegie ricoperte di cioccolato, dei marron glacé e la classica millefoglie con la crema diplomatica. Con che li accompagniamo i dolci? I dolci li accompagniamo con il moscato giallo, un vino che viene prodotto sui colli padovani, moscato giallo al 100%, dal profumo intenso, dal colore giallo inconfondibile. Le carni poi vengono accompagnate da vini rossi del territorio. Rossi del territorio come il Cabernet, il Merlot, il Marzemino, vini interessanti, di grande aromaticità, profumo, eleganza. Grazie al maître Massimiliano e quindi noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Campo San Piero. E siamo sempre a Campo San Piero, ma ci siamo spostati dal territorio della diocesi di Treviso al territorio della diocesi di Padova e con Don Bruno Bevilacqua presentiamo la parrocchia di San Marco Evangelista. Vediamo la vostra attività. Effettivamente quello che ci separa come due chiese, due parrocchie, è una strada e un canale, il Vandura. Una piccola chiesa con tante opere d'arte e questo sta a dimostrare la grande fede della popolazione di Campo San Piero. Certamente, certamente. Questa chiesa è del 1450 ed è stata consacrata dal vescovo Pietro Barozzi di Padova nel 1496. Però sussiste su una chiesa precedente che era ancora del 1100, quella era rivolta verso oriente, ricca veramente di bei gioielli, a partire dal pavimento che ci dice anche i vari momenti di restauro, di intervento nelle varie epoche. Questi due altari laterali sono del 1733 e soprattutto ci sono anche dei bei affreschi attribuiti a Jacopo da Ponte da Bassano del 1510-12, anche molto belli, specialmente quello della Natività, poi la risurrezione di Gesù. Ci sono altre tele, quella sul portale della chiesa dedicata ai santi patroni di Campo San Piero. Tutti intorno alla Madonna. Tutti intorno alla Madonna. Oltre ad altre tele che sono del 1600. E negli ultimi tempi poi avete trovato anche un altro affresco. Negli ultimi tempi abbiamo trovato, precisamente nel 2009, restaurando la chiesa un pochino, e abbiamo trovato dei lacerti di affreschi del 1400. Abbiamo trovato addirittura la scritta Corpus Christi, quindi un'autenticazione, insomma. In conclusione, qual è il messaggio ai suoi parrocchiani e alla città? Che è una chiesa bella artisticamente, ma è ancora più bella quando c'è la partecipazione dei fedeli che onorano, che adorano, che ascoltano la parola, celebrano i sacramenti in questa chiesa. È una comunità anche bella, vivace, insomma. Avere anche due comunità diverse di due diocesi è uno stimolo non a fare poco, ma a fare ancora di più. È anche bello. Grazie parroco e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Campo San Piero. E con Don Raimondo Sinibaldi continua il nostro itinerario alla scoperta della Romea Strata ed oggi siamo a Campo San Piero.
La via Romea Strata infatti è un grande percorso di cultura e di fede che parte dal Mar Baltico e arriva fino a Roma, quindi un lunghissimo percorso di più di 4.000 km, e noi ci troviamo oggi a Campo San Piero, dove passa un ramo della via Romea Strata che è la via Romea del Santo. Si chiama del Santo perché per antonomasia il santo è Sant'Antonio da Padova. Qui a Campo San Piero ha vissuto, in questo convento, era luogo di accoglienza anche di pellegrini, e quindi sempre si fa il grande percorso da Campo San Piero a Padova. La via Romea del Santo comunque parte da Bassano del Grappa, quindi un po' più a nord di Campo San Piero, e arriva fino alla città del Santo, dove lì chiaramente ci sono le sue spoglie nella basilica a lui dedicata. Sempre di più negli ultimi tempi non stiamo scoprendo solo la Romea Strata come via dei pellegrini, ma soprattutto via dei santi. Certamente lungo la via Romea Strata ci sono molte memorie di santi significativi che ci hanno dato una grande testimonianza. Pensiamo per esempio anche a Santa Bachita, che era nera, veniva dall'Africa, dal Sudan. Pensiamo a tanti altri santi come Odorico da Pordenone e altri santi come San Zeno a Verona, quindi una moltitudine di santi. San Francesco San poi. Francesco chiaramente a Colonia Veneta, quindi diverse presenze significative che hanno solcato queste strade lungo il Medioevo, perché questi santi si sono mossi molto per evangelizzare, portare il Vangelo dappertutto, e muovendosi hanno quindi annunciato la parola di Dio che salva. Negli ultimi tempi avete avuto anche un incontro dove avete riunito le strade principali, quindi via Francigena, Romea Strata. Sì, abbiamo fatto un accordo a Roma davanti al segretario di Stato Cardinale Parolin, nel quale le tre grandi Romee che solcano l'Europa, la Francigena dall'Inghilterra a Roma, la Germanica dalla Danimarca a Roma e la Romea Strata dal Baltico a Roma, hanno siglato un accordo per lavorare insieme in vista del prossimo giubileo del 2025. Grazie a Don Raimondo Sinibaldi, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di Campo San Piero in provincia di Padova. E con padre Alessandro Ratti andiamo a presentare i santuari antoniani di Campo San Piero, e qui devo dire che siamo proprio nel cuore dei santuari. Certo, questo è il piccolo santuario del Noce cosiddetto. Perché del Noce? Perché qui anticamente, al tempo di Sant'Antonio, non c'era niente di tutto quello che vediamo, ma un boschetto con un grande noce meraviglioso, poderoso, dicono le leggende antiche, con 6 rami, e Sant'Antonio, che veniva qui per ritirarsi in silenzio, vedendo questo noce se ne innamora. E che cosa chiede al conte Tiso, che era il proprietario di tutta questa zona, che l'aveva dato in concessione ai frati? Quasi come un bambino gli chiede: mi fai una casetta sull'albero perché io possa stare lì tra cielo e terra a meditare, a pregare con il mio Signore? E il conte Tiso, nobile, si rimbocca le maniche e serve in questo modo il suo amico, facendogli una piattaforma e invitandolo con una stuoia a ritirarsi in questo luogo. E vediamo proprio la raffigurazione nell'affresco. Sant'Antonio passava qui appunto il periodo di ritiro anche per riprendersi un po' dalla faticosa predicazione quaresimale che aveva fatto a Padova. Siamo nel 1231 ormai, è l'anno della morte di Sant'Antonio. Nella finale del mese di maggio, i primi di giugno, Sant'Antonio si ritira appunto per pregare e per riprendersi, ma il suo fisico era già minato. Durante il giorno lo passava qui all'aperto, respirando, pregando. Alla sera tanta gente, tanti contadini della zona venivano sotto il suo noce e gli chiedevano: Sant'Antonio, raccontaci qualcosa di Gesù. E Antonio, nonostante appunto il suo ritiro, si sporgeva dal suo noce e faceva una catechesi, un piccolo sermone prima di congedarli. Abbiamo alcuni affreschi che ci ricordano i miracoli un po' più famosi anche del nostro santo, quelli più popolari, avvenuti anche in altri luoghi d'Italia come Rimini, la predica ai pesci, oppure la mula che si inginocchia di fronte all'Eucaristia, altri miracoli meno conosciuti ma accaduti a Padova come la benedizione della minestra, quello che abbiamo qui davanti.
qui fuori abbiamo l'istituto poi delle Clarisse. Qui fuori abbiamo un monastero che ha da poco celebrato i suoi 50 anni, quindi abbastanza recente se vogliamo. Le Clarisse hanno voluto proprio costruire, insieme alla provincia dei Frati di Padova, un monastero proprio per rinverdire la preghiera nel luogo scelto direttamente da Sant'Antonio come luogo di preghiera. Perché Sant'Antonio è vero, è un grande predicatore, un uomo che stava sempre con il popolo, che faceva miracoli, ma sotto sotto gli rimaneva sempre questa nostalgia di unirsi al Signore nella meditazione e soprattutto nella lettura della Sacra Scrittura. Uscendo da questo santuario poi abbiamo le sculture del Grande Giubileo che ci accompagnano al Santuario della Visione. Sì, i frati hanno voluto arricchire l'offerta anche per i pellegrini, perché qua è bello anche stare all'aperto, a contatto con la natura, che questo accomuna tra l'altro San Francesco e Sant'Antonio, la meditazione della natura come scala per arrivare al Signore, e qua la natura non è male. E queste statue sono dei piccoli gruppi scultorei, dei Romeo Sandrin, che ci fanno vedere alcune immagini simboliche del santo. Un luogo importante è senz'altro il Santuario della Visione. Sì, il Santuario della Visione non è antico come questo, ahimè, perché purtroppo le ingiurie del tempo e delle guerre hanno fatto crollare o abbattere il santuario antico. È stato sempre ricostruito recentemente, all'inizio del Novecento, le ultime ricostruzioni, però è sempre stata conservata una zona dove si trova la cosiddetta Cella della Visione, il luogo che ricorda quella famosa apparizione di Gesù bambino a Sant'Antonio, mentre lui di notte, anche preso dalle difficoltà di respirare e di poter sostentarsi perché era molto malato, continuava a leggere la scrittura e una notte vede dalle pagine della scrittura uscire questo Gesù bambino e si mette a giocare con lui, ci dicono i racconti antichi. Dice: ma come? Sant'Antonio gioca con Gesù bambino? Sì, ha questo spirito davvero dell'infanzia spirituale. È lui che meditava la scrittura per trovare in queste pagine la presenza di Gesù. Ecco, se lo vede venire appunto tra le braccia. E dice sempre la leggenda, questo conte Tiso, il conte di Campo San Piero, passando vicino al convento, vede uno strano bagliore uscire dalla cella che a quell'epoca era di legno del santo e pensa che ci sia un incendio. Si affaccia nella finestrina per vedere cosa stava succedendo e ne viene come respinto, però ha almeno un'occhiata di quello che accadeva e Sant'Antonio gli chiede, per umiltà, che è la grande qualità del santo, così famoso ma così umile, di non raccontare niente fino alla sua morte. E Conte Tiso appunto racconterà solo dopo la dipartita del santo questo evento prodigioso a cui lui ha assistito. Tante persone frequentano questo luogo e voi avete anche un centro di spiritualità. Sì, c'è una casa di spiritualità che si è insediata in una grande ala del convento, proprio per continuare anche per i pellegrini e per quanti vogliono ritirarsi, vogliono avere davvero un contatto interiore più profondo con la parola di Dio e con i sacramenti, qui ai santuari antoniani, il luogo di Sant'Antonio. C'è un'offerta anche di esercizi spirituali, di altre attività che possono essere utili. Oggi va molto la ricerca non solo della spiritualità, ma anche poi dei cammini spirituali. Da qui parte l'ultimo cammino che Sant'Antonio poi percorre lungo gli argini dei fiumi che portano a Padova per tornare alla sua città, ahimè, morente e poi nella gloria della sua basilica dove viene sepolto. Gli abitanti di Campo San Piero sono legatissimi a questi santuari. Sì, anche perché in questo convento per molti anni c'è stata la sede del seminario minore dei frati, dove molti abitanti di Campo San Piero, molte famiglie, avevano i loro bambini che studiavano, cercavano anche la loro vocazione accanto al luogo così caro alla spiritualità e alla devozione antoniana. E soprattutto a giugno e anche durante gli altri mesi, ma in particolare a giugno per la processione, per i giorni della festa del santo, il santuario davvero è animato dalla presenza di persone che vanno da Treviso fino a Padova, tutta questa zona vengono qua.
Grazie a padre Alessandro e noi da Campo San Piero vi salutiamo con tutta questa bellezza. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Campo San Piero in provincia di Padova e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!